certo. Obbligatorietà. E allora eccoci tornati in studio, entriamo allora nel merito di questa campagna elettorale che in questi primi giorni del 2018 si è subito accesa e insomma è stata una rincorsa a chi possiamo dire offriva di più, allora dall'abolizione del bollo auto, quello del canone RAI, poi l'abolizione delle tasse universitarie, l'articolo 18, l'abolizione dell'obbligo vaccinale, il Job Act e poi la Fornero è andata fortissimo in questo primo periodo, insomma tantissime promesse offerte agli elettori, alla ricerca di convincerli, no? Allora, pochi giorni prima il Presidente della Repubblica Mattarella aveva tenuto come sempre il suo discorso di fine anno e sentiamo che cosa ha invitato a fare ai politici. Sentiamo. L'autentica missione della politica consiste proprio nella capacità di misurarsi con queste novità, guidando i processi di mutamento per rendere più giusta e sostenibile la nuova stagione che si apre. La cassetta degli attrezzi per riuscire in questo lavoro è la nostra Costituzione. Ci indica la responsabilità nei confronti della Repubblica e ci sollecita a riconoscerci comunità di vita. L'orizzonte del futuro costituisce quindi il vero oggetto dell'imminente confronto elettorale. Il dovere di proposte adeguate, proposte realistiche e concrete, è fortemente richiesto dalla dimensione dei problemi del nostro Paese. Non è mio compito formulare indicazioni. Mi limito a sottolineare ancora una volta che il lavoro resta la prima e la più grave questione sociale. Anzitutto per i giovani, ma non soltanto per loro. È necessario che ve ne sia in ogni famiglia. Al tempo stesso va garantita la tutela dei diritti e la sicurezza per tutti coloro che lavorano. Tanti nostri... Ecco, qui insomma abbiamo ottenuto un breve pezzo di questo discorso di fine anno di Mattarella, proposte concrete e realistiche. Rigoni, inizio da lei. Allora, qui nell'elenco che ho fatto all'inizio, insomma, sono proposte realistiche, concrete queste che vengono fatte. Ma cosa vuole? Oggi come oggi si sconta, secondo me, un limite un po' strutturale, cioè l'attenzione e l'interesse dei cittadini nei confronti della politica ormai ha raggiunto i minimi termini e quindi alcune forze politiche, alcuni politici pensano di poter, semplificando, magari anche un po' banalizzando il messaggio e rendendolo accattivante in due battute, pensano di poter raggiungere un elettorato più ampio. In realtà sì, è un percorso insomma, che non porta a nulla di utile secondo me, anche perché poi comunque tutte le proposte, cioè almeno prese singolarmente di per sé, possono anche essere in qualche modo realizzabili, ma ovviamente non tutte assieme perché il pacchetto comincerebbe a diventare un attimo imponente. Sarebbe importante che oltre a proporre magari alcuni provvedimenti le forze politiche si impegnassero anche ad esporre come intendono poi trovare la copertura economica, perché tutto è fattibile, però i conti poi alla fine devono... Ce n'è qualcuna che le piace più di altre di quelle proposte? Beh, diciamo che ce ne sono alcune di concretamente più fattibili di altre, ecco, sostanzialmente, perché hanno un impatto economico che magari possono consentire così effettivamente di trovare risorse. Poi per quello che mi riguarda, onestamente io se avessi un soldo da spendere, da poter investire, lo investirei a favore delle attività produttive perché possano generare lavoro vero. Quindi parliamo di cuneo fiscale, parliamo di
comunque di modifiche, di provvedimenti che vadano ad incidere sull'economia delle aziende e quindi sulla possibilità di assumere e creare lavoro. A Boron, allora la Lega, Salvini, anche lui ha lanciato varie proposte, tra queste sicuramente la legge Fornero in primis, no? Se non sbaglio. Beh, non è una proposta di ora, perché credo che fin dal giorno del suo voto alla Camera, che la Lega insomma ha votato contro, ha sempre manifestato la propria opposizione a questo tipo di legge, ma credo che possa essere anche semplicemente riassunta nel disastro che poi ha combinato nel mercato del lavoro. Abbiamo avuto da una parte un ritardo enorme, no? Nell'uscita, uno spostamento nell'uscita ovviamente dal lavoro di una grossa parte di popolazione, e dall'altra parte ovviamente la difficoltà, poi ci lamentiamo, la difficoltà di entrata dei giovani dipende in particolar modo da questo, soprattutto in un periodo in cui di lavoro ce n'era anche, diciamo, abbastanza poco. Il dato è chiaro, se uno va a vedere i dati, da quando è entrata la Fornero la disoccupazione giovanile è cresciuta esponenzialmente, qualcosa che si collega sicuramente c'è. È una legge che poi non ha guardato in faccia a nessuno, cioè non è nemmeno stata capace di creare le distinzioni necessarie fra quello che possono essere certi tipi di lavori o altri. Pensiamo ai lavori usuranti, no? Quante conseguenze ha creato di persone che ovviamente nel ruolo difficile del proprio lavoro si sono trovate per altri 2, 3, 4, 5 anni in più insomma, a sopportare una fatica difficile. Non è che prima della Fornero si andava in pensione con le baby, le baby erano già state eliminate, si andava in pensione con 40 anni di lavoro. Cioè, anzi, eravamo già andati oltre dei 40 anni, perché poi se ci pensiamo che chi andava in pensione comunque aveva la finestra, perché prima della Fornero c'era la finestra, andavi mediamente con 41 anni e mezzo in pensione. Se poi si pensa che lavorare 40-41 anni, magari facendo, come giustamente dice Salvini, il camionista, facendo l'operaio, facendo le pulizie, lavorando in fabbrica, cioè sia poco, io lo ritengo sbagliato, insomma, ritengo che a parte il nome, ovviamente il nome della legge che lo riporta, Fornero, colei che l'ha fatta, che poi simpatica non è stata a molti, no, per il suo comportamento e il suo modo di presentare la legge, quasi con quel pianto di coccodrillo, il dato reale è che è una legge da eliminare, perché in questo modo, in questo sistema si è procurato i danni da entrambe le parti. La difficoltà ad uscire dal lavoro di chi ovviamente ormai è stanco, perché poi a un certo punto si rende anche poco, e dall'altra parte ovviamente un aumento della disoccupazione giovanile in maniera esponenziale. A questo bisogna porre un rimedio in maniera diretta e veloce. Marchetto. Credo ci sono alcune cose che nelle proposte che coincidono, no? O no? No. Allora, a parole possiamo essere tutti d'accordo, l'importante è adesso valutare i fatti. Noi il 4 di marzo abbiamo un appuntamento che è fondamentale per il nostro Stato, per la nostra Repubblica, perché siamo arrivati, diciamo, ai minimi termini ormai. Il lavoro manca, che se ne dica, col Job Act hanno fatto più danni che il resto. Non funziona, non ha funzionato in Germania, non sta funzionando nemmeno qui in Italia. Il precariato crea solo disagio sociale, con il precariato non si riesce a far famiglia e quindi siamo proprio ai minimi termini. Mi stupisco quando i rappresentanti della Lega criticano la Fornero e poi si alleano con chi l'ha approvata, perché diciamolo, Berlusconi con il patto del Nazareno si è alleato con Renzi e hanno appoggiato quindi tutto questo ambaradan, Monti eccetera eccetera, c'è stato lo sfacelo in questi anni, quindi la coerenza sarebbe stata che la Lega avesse corso da sola, ma siccome la legge elettorale è stata strutturata che se non ti allei non riesci a vincere, ok, hanno rifatto, diciamo, la solita armata, quindi abbiamo questi tre leader che si contendono la leadership, che dividono i voti, i seggi eccetera, con questa solita politica. Le promesse siamo stanchi di sentirle, in primis anch'io che sono del Movimento 5 Stelle sono stanco di sentire le promesse, vogliamo vedere i fatti.
Noi come movimento ci abbiamo pensato già da 6 mesi a questa parte, abbiamo fatto un programma, il nostro programma sta scritto, lo si trova in internet, è stato condiviso tra gli iscritti. Quello che Di Maio sta facendo in questi giorni è quello di incontrare le varie categorie per portare il nostro programma e per capire chi se la sente di entrare in gioco, perché il nostro è un movimento aperto, tutti possono iscriversi e quindi abbiamo bisogno di persone dalla società civile che si mettono in gioco per cercare di fare qualcosa su questa Italia. Noi vediamo il teatrino nelle TV nazionali, fa più scoop Spelacchio che non la telefonata di Renzi a De Benedetti. No, questo sarebbe oggetto di dimissioni, non dovrebbe nemmeno partecipare ad una campagna elettorale un leader che si permette di fare una soffiata del genere, e invece Spelacchio, il povero albero di Natale di Roma, tiene banco. Allora invece bisognerebbe parlare di temi seri, di temi concreti, l'ambiente, il lavoro, il territorio, il miliardo che potrebbe essere investito nella bonifica di terreni inquinati delle aree a rischio, che potrebbe generare 17.000 posti di lavoro. Allora è solo perché ci si rivolge alla pancia delle persone, quindi, ma no? Credo che più alla pancia bisogna rivolgersi alla voglia di riscossa delle persone. Perché gli italiani abbiamo visto che con il referendum costituzionale si sono svegliati, sembravano uno Stato ormai comatoso, irreversibile. Difatti io ero pessimista, ho detto vedrai che Renzi sbanca. Invece l'italiano, quando lo tocchi sulle cose fondamentali, ha la riscossa. Quindi secondo me da qui al 4 marzo possiamo anche sforare alla grande il 40%. Sì. Allora, tra le proposte di questi giorni, una delle prime è stata quella di Piero Grasso, che ha detto vogliamo le tasse universitarie. Ascoltiamolo. In uno dei miei recenti interventi in una università, mi trovavo a Pavia, ho incontrato una ragazza che stava uscendo dall'università, quasi piangendo. Mi sono fermato, ho detto cosa succedeva, mi ha detto: non ce la faccio più, devo abbandonare gli studi, i miei non mi possono più mantenere, devo andare a trovarmi un lavoro. Sono nell'elenco degli idonei per avere l'esenzione alle tasse, ma mi rispondono: non ci sono risorse. Bene, io non ho alcun dubbio. Allora partiamo da una proposta concreta, vera, realizzabile. Ci chiedono sempre i costi. Bene, ecco i costi. Ci costa 1,6 miliardi di euro, un decimo dei 16 miliardi che il nostro Paese spreca, ad esempio, per sgravi fiscali e sussidi indiretti ad attività dannose per l'ambiente. Secondo dati ufficiali del Ministero dell'Ambiente, 16 miliardi finanziamo cosa? La distruzione dell'ambiente. Un decimo. Aboliamo le tasse universitarie. Professor Casen, che sensazione ha? Non è una sensazione, è una logica molto semplice, perché devo abolire le tasse. Farò delle borse di studio per chi è meritevole e ha bisogno, quelli che hanno i soldi pagano le tasse. Ma questi sono discorsi che non stanno in piedi, non hanno nessun fondamento. Perché uno che ha milioni può mandare all'università suo figlio e paga le tasse? Anzi, metterei le tasse proporzionate al reddito, casomai. Ma non è possibile che Grasso ci proponga un passaggio di questo tipo. Io penso che l'Italia ha bisogno di ben altro di queste proposte. E mi fermo qua. Sentiamo Pontelli. Su Grasso penso che sia una retorica di quarto ordine. Io me la vedo proprio questa studentessa che si ferma con Grasso alla scorta, gli dice vieni a parlare tranquillamente. Una retorica di quarto ordine. Per quanto riguarda il discorso delle promesse, io sinceramente non mi ci trovo con nessuno, ma questo vale per tutti, dall'estrema destra all'estrema sinistra. Io ricordo solo 2 cifre, perché qua ragazzi cominciamo veramente a non capirci più.
alle ultime aste dei titoli di Stato ci sono stati alcune aste in cui nessuno degli operatori internazionali ha comprato titoli di Stato italiano, li ha comprati solo la BCE, quindi vuol dire che i nostri titoli non vengono neanche considerati validi per stabilizzare il proprio capitale, metterlo là in tranquillità. All'ultima, su 6,4, ne hanno comprati 4,6, il resto l'ha comprato la BCE. Io pongo la domanda veramente retorica, ma siete convinti veramente che con le vostre promesse, scadendo il mandato di Mario Draghi, incominciando il tapering, che sarebbe cioè la diminuzione del quantitative easing, con l'aumento dei tassi... Spieghiamo allora adesso la BCE compra tutto l'inevaso di titoli di Stato e ha invaso e ha ridotto praticamente gli interessi sui titoli del debito a zero. Tuttavia, negli Stati Uniti, dove c'è stata la forte riduzione delle tasse della corporate tax, c'è sicuramente una spirale di aumento dei tassi di interesse, perché gli americani non vogliono inflazione. Questo cosa per forza comporterà? Che anche in Europa si dovrà per forza di cose aumentare i tassi, altrimenti tutti gli investimenti finiranno negli Stati Uniti. E allora, tutti i vantaggi che in questi ultimi, dal 2012 di nascosto, col quantitative easing istituzionalizzato, cioè di avere qualcuno che ti compra comunque i titoli, verranno meno. Quindi avremo bisogno, di una manovra correttiva tra marzo e settembre dai 7 ai 10 miliardi, perché comunque i tassi di interessi cresceranno. Abbiamo i soliti 300-400 miliardi, poca cosa, che vanno in scadenza anche quest'anno di rinnovo dei titoli del debito e non avremo più Draghi. Il nostro spread continua a salire e quindi già qua abbiamo 7-8 miliardi, 10 miliardi che dovremo comunque trovare indipendentemente dalle belle promesse. A questi vanno aggiunti i 15 delle clausole di salvaguardia, siamo già arrivati a 22 miliardi. Ora io mi domando, 22 miliardi costa mantenere l'asset attuale per arrivare sani alla fine 2018. 22 miliardi costa la Fornero e fa 44. 1,6 le tasse universitarie, siamo arrivati a 46. Facciamo 50. È 50 miliardi la metà della famosa manovra di Monti quando andò al governo nel 2011. Perché ricordiamoci che noi stiamo andando piano piano, chieti, nelle stesse condizioni del novembre 2011 con un'unica differenza, che abbiamo 313 miliardi di debito pubblico in più. Allora era 1987, adesso è 2311. Chi non tiene conto di queste cose è un irresponsabile e ripeto, questo vale per tutti i leader politici che hanno l'interesse a aumentare l'astensione, perché in un campo fortemente astensionista i loro voti fedeli valgono di più. Questa è la realtà che bisogna spiegare, perché se andassero a votare tutti gli iscritti a Forza Italia e Partito Democratico, facciamo due classici esempi dei due schieramenti, si diluirebbero, ma con un forte astensionismo i loro iscritti acquisiscono valore. I politici lo favoriscono l'astensionismo proprio con queste sparate fuori da ogni regola economica, di conseguenza la gente non ci va e loro continueranno a mantenere ad essere eletti. Questa è la triste realtà. Diminuendo gli elettori diventano più forti i propri elettori. Adesso vediamo come rispondono i nostri ospiti, però dobbiamo fare un breve break pubblicitario. Quando rientriamo rispondiamo allora a questa tesi di Pontelli, e tra poco. Non ci si può alzare, no?